Sia l'accoglienza diffusa nel territorio dei migranti a patto che i piccoli gruppi sparpagliati nei vari comuni vengano seguiti e accompagnati nel loro percorso di integrazione umana e professionale e non lasciati a se stessi in maniera incontrollata. Giorgio Granello, coordinatore cittadino di Forza Italia, offre una spalla al sindaco di Treviso Mario Conte, partendo dalla constatazione che concentrare i richiedenti asilo in grossi centri produce una serie di problematiche. Non si può creare un punto terribile per quelli che sono poi che è la cittadinanza vicino, che deve convivere nelle strade, che deve convivere con tensioni continue. È chiaro che l'assistenza, quindi l'accoglienza diffusa, è quella che permetterebbe all'ospite di integrarsi maggiormente, però ci vorrebbe quell'accompagnamento anche per abituarli e abituarsi loro a vivere nel nostro territorio. In questo processo potrebbero dare tutti il proprio contributo, a cominciare dal tessuto produttivo che ha urgente bisogno di lavoratori. Potrebbero essere proprio le categorie ad approntare dei percorsi di inserimento. Se parlassimo di piccole entità, sono molto più assimilabili nel mercato e anche nella vita quotidiana. Da ex sindaco di Ponzano Veneto, Granello porta a testimonianza l'esperienza di Donaldo Danieli, per 30 anni parroco di Paderno, che tra i primi, pur attirandosi molte critiche, aveva aperto le porte ai migranti. Aveva visto veramente il futuro, dove lui accoglieva nella propria struttura, che era privata, quindi nessuno poteva impedirglielo di fare, e veramente seguiva e introduceva tantissime persone. Abbiamo ancora oggi, credo, nel nostro territorio persone già di allora che si sono integrate perfettamente.